Si montano le sagome in legno di cantanti e musicisti, fantasmi di uno spettacolo che non c'è. Sul piazzale della stazione va in scena così la protesta dei lavoratori dello spettacolo. Tecnici luce, del suono, del video, attori, musicisti, facchini e maestranze. Per tutti loro la ripresa non è uno spettacolo. Per noi la ripresa è una spremuta di sangue, noi siamo fermi da metà febbraio e chissà quando ricominceremo a lavorare. Noi, se andrà tutto bene, ricominceremo a lavorare ad ottobre. Quindi siamo qui per chiedere un'attenzione particolare a un settore che potrebbe sparire fondamentalmente causa Covid. È una situazione di emergenza nell'emergenza, ovvero noi viviamo una situazione nella quale non abbiamo lavoro, non abbiamo la possibilità di lavorare, ma che si acuisce dentro un'emergenza nella quale il sistema che regolava i nostri contratti non era assolutamente tutelante. La situazione in merito agli ammortizzatori sociali che non sono mai arrivati, si parla dei 600 euro, delle casse integrazioni in deroga, e si parla di un contratto nazionale che non esiste. Forse il lockdown ha risvegliato una coscienza collettiva, che è una coscienza che semplicemente dice a gran voce oggi nelle piazze italiane di dire basta a tutto questo, di dire basta alle poche tutele, basta ai pochi diritti sul lavoro, perché quello che compiamo noi tutti i giorni, qualunque maestranza essa sia, è un lavoro. Continuerà fino a metà giugno la mobilitazione permanente dei circa 7.000 lavoratori dello spettacolo in Veneto, per la maggior parte con contratti di lavoro intermittenti o precari. Chiedono con urgenza un incontro con Regione e INPS per ottenere ammortizzatori sociali e una riorganizzazione generale del comparto nazionale dello spettacolo. Il problema è proprio il ritorno a questo lavoro qua, perché il ritorno in sicurezza non è garantito. Noi non abbiamo maternità, non abbiamo paternità, non abbiamo la malattia, e quindi anche quello che stiamo ponendo oggi, che è ripartire con gli eventi, anche significa certo ripartire, ma mettere comunque a rischio la nostra incolumità in questo caso. In questo momento quelli piccoli rischiano di sparire, perché vedendosi cancellata completamente la programmazione e non avendo sostegno economico, perché non si parla solo di programmazione cancellata, parliamo anche di opportunità, di costruzione di anni di lavoro.